Siamo giunti alla terza corsa del convegno al Savio, uno dei confronti più interessanti della serata, un miglio che vede alle prese 11 buoni soggetti di 3 anni. Questo è lo schieramento: 1 Diablo, 2 Di Luca Mo, 3 Django S, 4 Dakota EK, 5 Don't Stop Rock, 6 Dragon's Bar. Seconda fila 7 Daniela V, 8 DJ Spritz, 9 DJ, 10 Dream Top, 11 Duck Jet. Favori per Di Luca Mo, numero 2 Marcello Di Nicola in salchi. In partenza più veloce Don't Stop Rock, però subisce il rientro di Luca Mo e di Dakota EK. Va a condurre quindi Di Luca Mo su Dakota EK, che si accoda in seconda posizione. In terza c'è Don't Stop Rock, che è riuscito a ripiegare davanti a Diablo. I primi 200 se ne sono andati in 14,8 e ora c'è la risalita esterna. Da parte di Django AS. Django AS dopo 500 metri arriva a ridosso di Luca Mo e va ad accompagnarlo al completamento dei 600 in 46 scarso. Davanti alle tribune in vantaggio di Luca Mo nei confronti di Dakota EK. All'esterno si impegna Django AS con in schiena Dragon's Bar. Poi per corsie esterne c'è anche Dream Top, che è seguito da Daniela V. Gli altri vanno per corsie interne invece. E siamo arrivati ormai al chilometro, completato nell'ordine dell'1:15,5. Insiste Django S a ridosso di Luca Mo. Lungo la corda c'è Dakota EK, poi Dragon's Bar, via via gli altri. Numero 500 alla Diablo, conclusione. squalificato. Paletto dei 400 metri conclusivi. Django S sempre proteso al sediolo di Luca Mo, che si difende. Alla corda c'è Dakota EK. Gli altri hanno perso contatto con Don't Stop Rock in terza posizione lungo la corda. Completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo. Si presenta in testa Di Luca Mo, inseguito da Dakota EK, mentre cala Django S. Finale con Di Luca Mo, che nelle battute conclusive allunga ancora per vincere in solitaria. Il secondo posto è per Dakota EK, che precede Django AS. Vince dunque il favorito Di Luca Mo, cavallo davvero prezioso. 1:13,6 ragguaglio conclusivo, 28,2 ancora a chiudere per questo allievo di Marcello Di Nicola ed Afrim Schmidra al training del signor Giuseppe Colantonio, che anche questa sera ha fatto vedere davvero di essere un soggetto di primissima levatura. Bel successo per Di Luca Mo e Marcello Di Nicola.